mattinata di passione per gli automobilisti a Treviso, bus a metano a fuoco in tangenziale, nessun ferito ma traffico paralizzato, lunghissime code in tutta l'area sud della città. Opposizione all'attacco dopo i disagi per il blocco della tangenziale, bus datati e manca un piano d'emergenza per la viabilità. MOM ribatte, mezzi controllati, indagheremo sulle cause. Sicurezza ed immigrazione al centro dell'incontro tra il sindaco di Treviso Conte ed il ministro dell'Interno Salvini, dal Viminale la garanzia del progressivo svuotamento dell'ex caserma Serena. Un 63enne di Susegana è morto questa mattina dopo essere stato investito da una macchina sulle strisce pedonali. L'incidente a Parè, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. È stato trovato morto il 72enne di Oderzo, scomparso da 2 giorni sul San Boldo dove era andato a funghi con 2 amici, era scivolato e caduto in un dirupo. È la notizia che i comuni attendevano da anni, sbloccati i fondi dell'avanzo. Per il Veneto significa poter spendere 1 miliardo che vale lo 0,7% del PIL. Torna questa sera su Antenna 3 il grande calcio, la Champions League in diretta dalle 20:45 con le sfide di Inter e Napoli seguite da Qui Studio. A voi Stadio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque il rogo del bus in tangenziale, un mezzo della MOM per cause ancora in corso di accertamento si è incendiato appunto in tangenziale a Treviso. Fortunatamente non c'erano passeggeri e il conducente è riuscito a scendere prima che le fiamme avvolgessero completamente il pullman, ma c'è stato molto timore per le bombole visto che appunto si tratta di un veicolo a metano, ma le ripercussioni più gravi sono state soprattutto per il traffico completamente paralizzato per gran parte della mattinata. Sentiamo. Tangenziale di Treviso, questa mattina ore 7:20. Il rogo dell'autobus della MOM visto da un altro mezzo in transito in direzione contraria. Il mezzo aveva appena lasciato il deposito di via Polveriera, direzione paese, dove avrebbe caricato i passeggeri per una corsa bis verso la città. Fiamme divampate per fortuna a corsa vuota, con il conducente che nota il fumo, tenta di circoscrivere inutilmente l'incendio con l'estintore e poi chiama i soccorsi. A quell'ora il traffico è intenso e occorre un camion di traverso, una camionetta dell'esercito per evitare che le auto continuino a transitare affrontando fumo e fiamme. A quel punto si blocca tutto. Dalla tangenziale i veicoli entrano nella viabilità cittadina, provocando la paralisi di tutta la città. Da Lanzago a San Giuseppe tutto fermo, fino al PUT ed oltre, nell'ora di arrivo alle scuole e agli uffici. Intanto il fuoco divora completamente l'autobus a metano, con i pompieri in azione con 4 squadre, mentre dalle bombole il gas inizia a sfiatare con fiammate lunghe decine di metri. Il rogo viene circoscritto quasi un'ora dopo, ma serve quasi tutta la mattinata prima che il traffico ritorni alla normalità. Ora la carcassa è nel deposito della MOM per capire come mai un mezzo di 10 anni e sostanzialmente a metà vita sia potuto andare a fuoco, ma anche come nel 2018 bloccare un punto della tangenziale significhi portare al collasso l'intera viabilità di una delle città simbolo del dinamico nord-est. Questa dunque è la cronaca di una mattinata di passione per la viabilità cittadina con le inevitabili polemiche. Sentiamo. Non vogliamo emulare Roma, ma mi pare che siamo sulla buona strada. A Roma bruciano gli autobus, a Treviso anche. Accostamento al vetriolo per il bus in fiamme oggi in tangenziale. Nuovo capitolo di una difficile dialettica tra la MOM e il Partito Democratico trevigiano. Nell'ambito della critica politica, lo preciso perché ho già avuto alcuni problemi in tal senso, penso che la gestione della MOM sia una gestione ormai diventata antica, perché io sono amministratore da 10 anni e nel centro storico di Treviso passano ancora gli autobus del 1950. Immediata la replica del presidente di Mobilità di Marca. Siamo lontani da Roma, innanzitutto io sono 40 anni che sono nell'azienda dei trasporti di Treviso e questo è il secondo caso. E quindi non abbiamo 18 casi come l'ATAC in un anno. Questo è un fatto straordinario che purtroppo è successo. Presidente che ci fa vedere la scheda del mezzo, dalla data di acquisto dall'allora CTT 9 anni fa, al chilometraggio complessivo che segna oltre i 400.000 chilometri per un mezzo che mediamente supera il 1.000.000 senza problemi, fino alle revisioni e alla sostituzione dei bomboloni del metano che gli fanno dire. È un fatto assolutamente straordinario perché questo autobus ha avuto una revisione il 31 maggio, abbiamo fatto una manutenzione programmata completa il 20 di giugno di quest'anno
E quindi è successo che qualcosa non ha funzionato nell'autobus stesso e quindi è andato a fuoco. Con la DON consapevole che da domani i trevigiani saliranno con qualche timore in più sui mezzi a metano e quindi ci tiene a sottolineare. Noi abbiamo 11 autobus di quella tipologia e li stiamo valutando tecnicamente e quindi li stiamo fermando ovviamente per valutare le condizioni meccaniche e le condizioni elettroniche del mezzo. Ma le opposizioni non si scagliano solo contro MOM. Sotto accusa anche il comune, incapace di gestire l'emergenza viabilità inevitabile al minimo intoppo in tangenziale. La tangenziale è sempre veramente intasata negli orari in cui tutti vanno a lavorare, in cui vanno a scuola. Bisogna rivedere la viabilità, questo sì, anche la viabilità del PUT. Dal comando dei vigili rispondono che un piano è già allo studio, ma che non è per nulla semplice. Questo è un fatto del tutto particolare e per fortuna si verifica raramente. Dopodiché, diciamo, indubbiamente anche a fatti di questo tipo che si verificano raramente bisogna pensare a delle soluzioni per mettere la nostra viabilità in sicurezza. È pacifico che tutto quanto questo non può essere un'iniziativa propria, esclusiva del Comune di Treviso, ma deve essere condivisa anche con gli altri comuni contermini. Trasferta romana oggi per il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha incontrato il ministro dell'Interno. Da Salvini l'impegno nel progressivo svuotamento dell'ex caserma Serena e ad una revisione del ruolo della polizia locale. Sentiamo. Dalla sicurezza alla presenza dei migranti sul territorio comunale al regolamento della polizia locale, il sindaco di Treviso Mario Conte questa mattina ha incontrato al Viminale il ministro dell'Interno Matteo Salvini per affrontare alcune delle tematiche ritenute più urgenti per la città di Treviso, a partire dalla situazione all'ex caserma Serena. Mi ha garantito che sarà in continuo calo perché gli sbarchi sono diminuiti, quasi azzerati, e quindi anche il riflesso sulle città sarà sicuramente positivo. Abbiamo visto che Oderzo ha cominciato lo svuotamento e sono convinto che piano piano si arriverà anche a un lento svuotamento della caserma Serena e di tutti gli hub nel territorio comunale. L'altra questione particolarmente calda affrontata dal sindaco nell'incontro con il ministro dell'Interno è quella del ruolo della polizia locale. Proprio da Treviso infatti parte la richiesta di equiparare gli agenti della locale alle altre forze di polizia. Ad oggi infatti i vigili urbani hanno un contratto di dipendenti di ente locale come qualsiasi altro impiegato comunale, che non prevede tutele, strumenti e dotazioni adeguati al ruolo di prima linea che gli agenti sono chiamati a svolgere quotidianamente. Perché se devono essere a supporto delle forze dell'ordine è giusto che abbiano gli strumenti per difendere i cittadini e difendere se stessi. Poi tutta un'altra serie di modifiche che abbiamo elencato in un documento fatto appunto con la polizia locale, è stato recepito dal ministro Salvini e ha dato anche la disponibilità a modificare proprio il decreto Salvini, il decreto sicurezza, che prevede tutta una serie di limitazioni per le città sotto i 100.000. Il ministro ha dato garanzie che da questo punto di vista si può ragionare perché anche Treviso possa essere inserita all'interno di quel decreto. La cronaca, ora un 63enne di Susegana è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto sulle strisce pedonali. L'incidente è accaduto a Parè. Investito da un'auto mentre uscito dalla macelleria stava attraversando la strada, troppo gravi le ferite riportate. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. A perdere la vita in mattinata un 63enne di Susegana, Armando Paolo Sossaio, operaio travolto dalla Golf, condotto da un 43enne di Pieve di Soligo in via Ortigara, a Parè di Conegliano, poco prima delle 8:30, dove sono intervenuti poi SUEM 118 e polizia locale. Il conducente dell'autovettura non si è avveduto della presenza del pedone. Probabilmente abbaiato anche dal sole, che effettivamente in queste giornate, in quell'orario, dà un po' di fastidio alla guida, e quindi ha colpito in pieno il pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. La situazione è apparsa immediatamente molto grave. Le lesioni che ha subito si sono subito rivelate di una certa importanza, tant'è vero che i sanitari hanno cercato di stabilizzare la vittima sul posto, che poi è stata trasportata con il soccorso a Treviso. Sossai è morto poco dopo in ospedale. Il conducente dell'auto sotto shock è indagato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente. Ha raccontato di aver solo scorto la sagoma dell'uomo contro l'auto, ha subito frenato, come conferma il fatto che la macchina si è fermata appena qualche metro dopo, dettaglio che dimostra anche come la velocità fosse ridotta. Ed è stato trovato morto il 72enne di Oderzo, scomparso lunedì mentre andava a funghi sul San Boldo.
Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Roberto Migotto, il 72enne di Oderzo, scomparso lunedì scorso sul San Boldo durante un'escursione con 2 amici per andare a funghi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel primo pomeriggio nel pendio sopra la statale all'altezza della prima galleria. A notarlo, i soccorritori da una camionetta ferma al semaforo in un punto impossibile da scorgere anche dai mezzi aerei. Con ogni probabilità l'uomo è scivolato dal pendio ruzzolando fino ad una scarpata dalla quale è precipitato per una 50 di metri. Le ricerche erano scattate subito lunedì sotto la pioggia da parte degli uomini del soccorso alpino delle prealpi trevigiane di Belluno assieme ai vigili del fuoco e di carabinieri e sono proseguite incessanti sino al tragico ritrovamento. Stamattina erano impegnati nelle ricerche una 40 di soccorritori con diverse unità cinofile che, suddivise in squadre, hanno battuto palmo a palmo l'area a partire dal luogo dove il 72enne era stato visto per l'ultima volta dai compagni d'escursione. La zona è stata sorvolata con gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, oltre ai droni. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel primo pomeriggio nel modo più tragico. Torniamo a parlare dell'omicidio di Fontane di Villorba. Domani l'autopsia sul corpo della vittima ed intanto nella scuola che il giovane aveva frequentato è partita una raccolta di fondi da destinare alla famiglia. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha conferito oggi al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Igor Ojovanu, il 20enne moldavo ucciso con una coltellata alla schiena sabato sera a Fontane di Villorba. Passaggio obbligato per stabilire se ci fosse davvero l'intenzione di uccidere da parte di Florin Stangaciu, il 26enne romeno in carcere a Santa Bona con l'accusa di omicidio volontario, mentre l'altro fermato, il 28enne albanese Rubin Ksika, è accusato di tentato omicidio in concorso. Solo terminati gli accertamenti, il corpo sarà rimesso a disposizione della famiglia che intende seppellire il proprio caro nel paese d'origine, andando così incontro a spese consistenti. Anche per questo, nella scuola che Igor aveva frequentato, l'Istituto Giorgi Fermi di Treviso, è partita una colletta. Qui la morte del ragazzo ha sconvolto tutti. Igor viene ricordato con molta commozione, perché ce lo ricordiamo come un bravissimo ragazzo pieno di voglia di fare, collaborativo, disponibile, e ricordiamo anche con affetto anche la famiglia, perché era una famiglia sempre presente. Bravo lui e bravi anche i genitori. Un affetto che la scuola vuole dunque dimostrare concretamente. Essendo Igor stato un alunno sia del diurno prima per i primi 3 anni, in cui ha conseguito la qualifica di operatore elettronico, poi adesso è iscritto al serale, sentiamo il bisogno di dare per quanto minimo il nostro contributo e siamo disponibili a tutti coloro, fra alunni, fra famiglie, vogliono partecipare a questa raccolta che sappiamo che sarà solo simbolica, ma tanto per testimoniare la nostra solidarietà con la famiglia. E se altri volessero partecipare a questa raccolta, le porte del Giorgi sono aperte. Se non ci sono altre iniziative di questo genere, ben volentieri, tutto va per la famiglia. Cambiamo argomento, avanzi di amministrazione, sbloccati gli investimenti dei comuni virtuosi. Il MEF con una circolare ha infatti dato il suo ok per liberare gli avanzi di amministrazione che rimarranno così nella disponibilità dell'ente che lo realizza. Esultano i parlamentari veneti della Lega capitanati dal sottosegretario Massimo Bittonce, i quali nei giorni scorsi i comuni della Marca Trevigiana avevano presentato una serie di richieste per evitare il collasso degli enti locali. In una nota i parlamentari del Carroccio esprimono soddisfazione per il provvedimento. Giorno dopo giorno stiamo lavorando per risolvere tutte le incongruenze e le distorsioni che impediscono una crescita effettiva di tutta la regione. Quello di oggi è solo un primo passo concreto, scrivono, a cui la Lega intende dare un seguito in manovra di bilancio, dove è previsto infatti un altro pacchetto per gli enti locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per i comuni virtuosi. E torniamo ora a parlare delle Olimpiadi invernali del 2026, perché dopo mesi di vana diplomazia ormai è guerra aperta tra la città di Torino ed il fronte unito Milano-Cortina. Il presidente del Veneto Luca Zaia replica con durezza le uscite della sindaca torinese Chiara Appendino. Sentiamo.
Io sono sempre stato un inguaribile sostenitore del tridente, questo lo sapete, ho sempre detto teniamo la porta aperta a Torino fino alla fine, però mi sa che i tempi supplementari se ne sono andati, soprattutto dopo aver visto la foto pubblicata ieri da parte del sindaco Appendino, perché va bene il dibattito, vanno bene anche, dico fra virgolette, le polemiche quando sono sane, quando c'è voglia di confronto anche vivace, ma pubblicare una foto di Torino con le Alpi e una di Milano con lo smog, dico che va fuori dal fair play sportivo e quindi non ci siamo più. Dopo mesi di diplomazia, il governatore veneto Luca Zaia entra nella polemica olimpica per commentare con durezza l'uscita della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha definito incomprensibile la candidatura congiunta di Milano e Cortina, accompagnando l'esternazione con un discutibile fotomontaggio. Con questi presupposti, allarga le braccia Zaia, non si può fare un percorso insieme, avanti tutta con Milano. Cominciamo col dire che le Olimpiadi valgono circa 40.000 posti di lavoro e 2 miliardi di giro d'affari per il Veneto. Sono una grande opportunità di promozione, di occupazione e anche di valorizzazione di quello che abbiamo. 2021 mondiali di sci, 2026 Olimpiadi invernali. Stiamo lavorando per questo. Domani i presidenti delle 2 regioni e i sindaci delle 2 città si vedranno a Venezia per un incontro tecnico, seguito dalla presentazione alla stampa del progetto olimpico. Il tridente ci avrebbe dato la pace sociale e anche i finanziamenti dal governo, spiega Zaia, ma guardiamo avanti nella consapevolezza che siamo in grado di organizzare queste Olimpiadi con lo spirito di autonomia che ci contraddistingue. Il governo confida molto su di noi, se ci dice che le Olimpiadi le possiamo fare solo noi vuol dire che sa che l'autonomia ce la meritiamo. Dall'altro voglio ricordare che il CIO ci dà 980 milioni di euro per una contropartita che noi veneti dovremmo coprire di circa 100 milioni di euro. In totale dovrebbe essere circa 400 milioni l'esborso per avere 1 miliardo di euro. Siamo stati dei cattivi maestri, oggi siamo idoli del male, così lo sfogo di Giampaolo Manca, ex killer della Mara del Brenta, in un'intervista esclusiva ieri sera 20:10, racconta tutto nel suo libro che ha uno scopo benefico per aiutare bimbi in difficoltà. E di Felice Maniero dice: in passato abbiamo pensato di ucciderli i figli, ma oggi mi è indifferente. Sentiamo. Mi telefonano a casa alle 2, alle 3 di notte, mi vedono per la strada, vogliono le foto e questi ragazzi mi dicono: sei il mio idolo. E io dico: no, ma siete impazziti. Ma quale idolo? Io sono un idolo negativo. Io non voglio che voi... sì, questo libro è forte, è vero, è forte. Racconto un po' delle mie imprese. C'è una fascinazione ancora, sì, per purtroppo, i criminali, per la Mara del Brenta in particolar modo. Bravo, sì, perché molti mi dicono: noi siamo affascinati da quella storia, da quello che siete stati, da quello che avete fatto, e dico la verità, mi duole sentire queste cose, perché allora siamo stati dei cattivi maestri. Quindi io li scongiuro, ancora lo dico a gran voce, non dovete imitarci nel modo più assoluto. Oggi mi è indifferente, se me lo chiedeva 10 anni fa le avrei detto no. Cioè 10 anni fa aveva la rabbia nei suoi confronti? Beh, normale, cioè Felice con i suoi comportamenti ci ha condannati tutti, perché io non dico è stato il magistrato, è stato Felice. Però oggi non mi fa né più né caldo né freddo, lui ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia. Io oggi credo di aver fatto un percorso che in parte ho riparato, vorrei chiederlo a lui: tu hai riparato? Però sa, Felice era quello, Felice ha sbagliato un po' tutti, molti hanno gioito per la morte di sua figlia, io no. Io no, perché non è giusto gioire, anche se per molti anni abbiamo pensato come ammazzargli i figli. Io oggi lo dico, ma forse l'ho detto un'altra volta, però perdi un figlio, credo che sia la cosa peggiore. Io sono sicuro che lui abbia sofferto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Cacciatori in via Casette nel quartiere di Monigo questa mattina. Con i residenti sono volate parole grosse, addirittura minacce. Sentiamo. Questa mattina per l'ennesima volta abbiamo avuto un'intrusione di cacciatori, 2 cacciatori con 5-6 cani. Continuano ad avvicinarsi alle case con i fucili. E noi siamo stanchi perché vogliamo essere tranquilli e sicuri. Non c'è pace per i residenti di via Casette a Monigo.
Assediati, secondo Marilena Rosada, storica oppositrice del quarto lotto della tangenziale, dei cacciatori, che stamattina si sono ripresentati lambendo le proprietà private. Sentivo i cani che abbaiavano, ho detto qua ci sono i cacciatori e mi sono affacciata e passavano proprio qua vicino alla strada e uno di questi cacciatori aveva il fucile messo per traverso così, non ce l'aveva messo così. Quindi è anche pericoloso? Penso proprio di sì. E uno già conosciuto è andato oltre, secondo Rosada. Questo cacciatore 8 anni fa ha sparato sulla finestra della casa di mia figlia. Allora io l'ho denunciato ed ha preso 300 euro di multa. Mi avevano assicurato che questo non avrebbe più sparato ed è l'uomo invece che è venuto stamattina e che ha addirittura, l'ho sentito io, minacciato il mio vicino dicendo adesso ho il fusie, ma quando che non ho il fusie te vedrà cosa che te fasso. Non è la prima volta che Rosada chiede l'intervento delle autorità per mettere fine a questi atteggiamenti e dopo l'ennesimo atto di prepotenza torna a lanciare un appello. Io mi rivolgo alle istituzioni, a chi deve fare qualcosa. Continuano a dire chi è al governo adesso che abbiamo diritto della sicurezza, che abbiamo diritto di stare tranquilli. Questa è la stessa identica cosa, perché non possono venire nelle proprietà armati. Io devo essere libera di stare a casa mia. Non posso dover stare chiusa in casa perché loro vengono a sparare. Ha anche detto questo cacciatore, io pago, ma lui paga lo Stato e la Regione, però lo sport, che loro chiamano sport, vengono a farlo nelle nostre terre, nelle nostre proprietà. Si aprirà sabato prossimo con il congresso della categoria della funzione pubblica la stagione di rinnovo della governance della CGIL di Treviso, che si chiuderà con l'assise del 18-19 ottobre. Il percorso dovrebbe condurre ad una conferma del segretario generale uscente Giacomo Vendrame, in carica dal 2012, da parte dei 260 delegati attesi in rappresentanza dei 77.000 iscritti. Ed ora andiamo a Santa Lucia di Piave, dove il sindaco medico venettista, l'abbiamo già annunciato ieri sera, ha deciso di scrivere in dialetto, in lingua veneta, le ricette per i suoi pazienti. Oggi siamo andati in paese a sentire le opinioni della gente. Una compressa 5 volte al dì. Il dottor Riccardo Szumski entra nel suo ambulatorio con la felpa rosso bordeaux su cui spicca il leone di San Marco, biglietto da visita del suo attaccamento al Veneto. Con le ricette in lingua veneta i pazienti in farmacia hanno suscitato curiosità e qualche sorriso, ma per il medico di famiglia il consenso da parte dei suoi assistiti non è mancato. Per loro non c'è nulla di cui meravigliarsi. Il dottor fa bene a scrivere le ricette in dialetto perché molta gente capisce meglio le ricette. L'iniziativa è bella perché probabilmente ce ne tanti anziani che preferisce leggere la ricetta in dialetto. È un modo come un altro per capirsi, lo faccio già da tempo, ci ha detto al microfono, nessuno si è mai lamentato. Qual è la motivazione che l'ha spinta a scrivere le ricette in lingua veneta? Ce n'è una generale che riguarda la difesa della nostra lingua, della cultura, dei valori che ha, che sono i valori della terra, della storia, che è millenaria. E l'altra, molto più semplice da medico, è che il 90% del parlare con i miei pazienti è in veneto. Qualche critica invece è arrivata dall'ordine dei medici. Per Szumski invece non ci sono dubbi. Chi non capisce quello che scrivo me lo può dire e sono pronto ad adeguarmi. Qualcuno ha detto che io scrivo così perché i miei pazienti non capiscono l'italiano, offendendo i miei pazienti, quindi i miei pazienti capiscono benissimo l'italiano e molto meglio anche il veneto, per fortuna, e continueremo a fare questo perché non mi risulta ci siano norme che vietino di scrivere le posologie in lingua veneta. Poi ognuno ha le sue opinioni e se le tenga, però io vedo che i miei pazienti le apprezzano. La ricetta è scritta in lingua veneta, come ci tiene a specificare, non in dialetto. È una lingua a tutti gli effetti, che poi lo Stato, l'organizzazione, la storia aveva deciso che è l'italiano e ne prendiamo atto. Nato in Argentina nel 1952, figlio di un polacco, laurea in medicina a Padova, il dialetto lo ha imparato da subito per integrarsi meglio. Per il professionista la ricetta in veneto serve per agevolare la popolazione, specialmente gli anziani.
Un'occhiata alla nostra programmazione, tra pochissimo torna 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, l'ex vice ministro Enrico Zanetti, per commentare le ultime novità sulla manovra di governo tanto attesa dal Veneto. E poi torna anche questa sera in prima serata il grande calcio con la Champions League di Qui Studio a Voi Stadio, l'atteso programma, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva. Quindi dopo 20:10 l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in TV con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi. In studio tantissimi ospiti, come sempre con la cronaca e i commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Ed ora in chiusura come sempre un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 4 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione, infatti, sarà soleggiato su tutti i settori. Il cielo risulterà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento, con minime tra 9 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma non sono previste ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento ovunque, specie dal pomeriggio, con cielo sereno su tutte le province. Temperature anche in questo caso in lieve aumento, con minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.